che era necessario, anche se lui non avrebbe mai voluto, ecco, quindi non so se si può dire pentito, perché lui ha ritenuto di fare qualcosa che doveva essere fatto, che non poteva evitare di fare. Nella testa di Riccardo De Felice non c'erano quindi alternative. Uccidere il padre Francesco era diventata una priorità, un'ossessione, una necessità, per utilizzare il termine più volte ribadito davanti al GIP a Piera De Stefani nell'aula 4 del Tribunale di Treviso. L'interrogatorio di garanzia del 24enne, che mercoledì ha massacrato il genitore, prima con una barra da trazione, poi con un coltello da cucina, è durato circa un'ora. Assistito dagli avvocati Giovanni Maccarone e Alessandra D'Aversa, Riccardo ha confermato quanto riferito nell'immediatezza del fermo. Il ragazzo è ancora convinto che non fosse suo padre. Sì. Lo ha ripetuto questa Lo ha mattina. ripetuto anche questa mattina, sì. Lui sentiva che questa persona che volevano fargli passare per padre non era una figura positiva. Ecco, era un pericolo, non era necessariamente lui perseguitato e non era genericamente perseguitato. Non solo, Riccardo era convinto che quello che lui considerava il finto padre potesse fare del male a quello biologico. Sì, in realtà ha dichiarato che l'avrebbe ucciso. Una realtà parallela per la difesa, che già in giornata ha affidato una consulenza allo psichiatra Tullio Franceschini. Bisogna ora addentrarsi nella mente di Riccardo. Resta la madre Adriana, rientrata nella casa dell'orrore in via Rosolena, Vittorio Veneto, che mai è stata posta sotto sequestro. La scena del crimine è stata sufficientemente cristallizzata e non vi è alcun rischio di inquinamento delle prove. Le tapparelle abbassate, il silenzio intorno, non c'è nessuna voglia di parlare con i cronisti. Gli avvocati fanno da filtro. Stiamo sentendo tutti i giorni, anche più volte al giorno, ed è una mamma, come ho detto già ieri, in realtà è una mamma che è molto preoccupata per il figlio, ha messo da parte il dolore per la perdita del marito. Riccardo De Felice è rientrato a Santabona poco prima delle 11:30, si trova in una cella con altri giovani detenuti. Parlano che sì, che è sereno, che è trattato bene, che si trova bene con i suoi compagni. Nel pomeriggio la visita dello psichiatra in attesa della pronuncia del GIP, con la difesa che sta cercando una struttura alternativa protetta.